Qual è il senso di questo sit-in davanti all'ospedale di Agrigento? Rimarcare quello che ogni cittadino tutti i giorni vede sulla propria pelle. Stiamo perdendo il servizio sanitario nazionale universale. Ogni cittadino ha diritto alla cura, dice la legge del 1978. Oggi, con i continui tagli alle risorse verso il servizio sanitario pubblico per darle ai privati, questo servizio lo stiamo perdendo. Il progetto sciagurato voluto dalla Lega e fatto proprio dal governo Meloni sull'autonomia differenziata metterà il timbro alla chiusura del Servizio Sanitario Nazionale. Ecco la CGIL in piazza per protestare contro questi due obiettivi del governo Meloni, e il mese prossimo saremo in piazza a Roma a scioperare a difesa della sanità pubblica contro l'autonomia differenziata voluta da questo governo. Attraverso questo sit-in cosa chiedete, cosa rimarcate? Abbiamo un'ampia piattaforma, io rappresento la funzione pubblica della CGIL, quindi ci occupiamo dei lavoratori, di tutti i lavoratori della sanità. Noi siamo un sindacato confederale e quindi puntiamo pure sul necessario sviluppo e rafforzamento della sanità per dare un servizio pubblico ai cittadini migliore. Siamo la funzione pubblica, quindi rappresentiamo i servizi pubblici in tutto in generale, ma in particolare oggi sulla sanità abbiamo aderito alla scelta della CGIL regionale e del sindacato dei pensionati e sindacato della funzione pubblica per fare questi sit-in in tutta la regione siciliana. È chiaro che la sanità cammina sulle gambe dei lavoratori in principal modo, quindi i lavoratori che siano essi medici, infermieri, OS, ausiliari, sono tutti necessari per dare un servizio efficace ed efficiente ai cittadini. Ora, purtroppo dobbiamo dire che questo governo nazionale e anche il governo della regione siciliana non hanno saputo finanziare, non hanno saputo rafforzare la sanità, quindi ne pagheranno le conseguenze i ceti più deboli che già versano una parte delle proprie entrate per prevenire o per l'assistenza sanitaria, quindi una sanità che va verso una privatizzazione, che tra l'altro le aziende sanitarie private si prendono, diciamo, la parte migliore con servizi di valore aggiunto. Dobbiamo anche contrastare questo aspetto e quindi valorizzare e difendere la sanità pubblica. Quali sono le richieste dei pensionati? Le richieste dei pensionati sono uguali per tutti. La CGIL sulla sanità ha una piattaforma, come diceva il collega prima, ma è chiaro ed evidente che i più colpiti sono i più fragili. Io penso a tutti i pensionati non autosufficienti, tutti quelli che hanno sofferenze enormi e devono aspettare mesi e mesi per una visita specialistica. Non solo. Le strutture non funzionano, voglio dire che i pensionati, i fragili sono le vittime di questa politica sciagurata del governo nazionale, ma non solo del governo nazionale, sulla sanità e non solo sulla sanità. E quindi noi stiamo perdendo questo servizio sta scomparendo, quello pubblico, e sta subentrando lentamente quello privato, in barba alla Costituzione che dice che il diritto alla salute è un diritto, come dire, sacrosanto, inviolabile dei cittadini italiani. Noi non permetteremo questo voglio dire io a tutti i cittadini, seguiteci perché è una battaglia di tutti, perché quando ci accorgeremo che se stiamo male non possiamo andare in ospedale, ma dobbiamo andare da un privato a pagarlo, allora sarà troppo tardi. Dobbiamo intervenire ora e facciamo un appello a tutti i cittadini perché questa cosa se la mettano in testa: se si perde il servizio nazionale la nazione finisce.